No, I'm not a writer. Allora, il castello è molto bello, ora siamo anche di fronte a un maneggio, mentre di là vedi c'è il castello, no? E guarda che razza, pensavo fosse un mega camper, invece sono quei camioncini trasporto cavalli, però guarda che roba, porca miseria. Solo che brutta notizia, guarda, io mi sveglio e tac, mi hanno deturpato la vista del castello e mi ha messo il camion davanti, ma non si può, dai. Allora, sì, col drone ci ho volato poco perché va a destra sto Iron, che cosa faceva con le ali? Hai visto che roba? Stava facendo le preghiere, porca miseria, terribili anche loro. Comunque, un po' di spiegazioni. Il castello di Valbona, hai visto, parcheggi ovunque, vedrai anche nella puntina che farò. La puntina sarebbe la mappa nel sito con le foto e tutto quanto, no? Era ristorante pizzeria, difatti su Google Maps lo troverai con quello. Diciamo che adesso, luglio 2018, è chiuso e probabilmente cambieranno gestione, insomma il castello è in vendita, vedi te se vuoi comprarlo tu, quindi per cui non ti aspettare di venire a mangiare la pizza. C'è comunque il sito e un numero di telefono, per sicurezza chiama, perché ho letto che viene comunque aperto per eventi o occasioni particolari, non si sa mai che magari fanno la serata che uno può andare a mangiare la pizza, quindi insomma vai nel sito del castello di Valbona e segnati giù il numero e sai che se vuoi chiamare chiami, altrimenti sei il camper, mangi proprio vista a castello, hai visto dove abbiamo dormito, e altrimenti un 10 metri più avanti c'è proprio un tavolino da picnic anche riparato con la tettoia, quindi molto molto comodo, proprio davanti al castello anche quello, insomma. Sì, sei nella strada per carità, però la vista merita. Il castello di Valbona è ai piedi dei Colli Ugani, che li vedi lì a sinistra, siamo in provincia di Padova, siamo letteralmente attaccati ad est, solo che io non ci vado oggi a est perché c'è un caldo torrido, misto nuvolo sole, ma quando viene fuori il sole proprio ti sega le gambe. Questo perché a est ci sono già stato, mi dà fastidio che il parcheggio sia a pagamento e quindi niente, ci si tornerà magari anche con l'Alessia verso autunno, così quando inizia a fare un po' più di freschetto. Queste, io dico sempre, sono gitarelle da fare in primavera o in autunno, perché in piena estate preferisco andare o al mare o in montagna, insomma, no? A vedere le città, i castelli. È vero che non trovi nessuno e ci sei solo tu, ma che sarà anche il parcheggio che ci sei solo tu, porca miseria, insomma. Vedi, questi sono i famosi Colli Ugani, quelli che vedi un po' in silhouette nello sfondo. Adesso siamo ancora a una decina di chilometri, però volevo anticipartelo. Sono molto piacevoli per fare le passeggiate, non sono passeggiate diciamo impegnative, sono anche adatte a tutti. L'unica cosa che personalmente io sconsiglio è di farli in mountain bike, c'è chi li fa in mountain bike, ma ci sono diciamo dei tratti di salite o comunque di terreno un po' troppo disconnesso che secondo me non vale la pena, cioè fai più fatica in mountain bike che a piedi, cioè, fateli a piedi a sto punto. Certo che il panorama deserto ha sempre il suo fascino, no? Con questo clima un po' torrido da pretemporale, da pretempesta. In provincia di Padova, soprattutto nelle campagne, trovi tanti castelletti, ville, cose veramente molto belle. Tieni conto che in provincia di Padova, se ti ricordi, c'era anche la villa Val San Zibio, che avevo fatto la puntina dove c'era il parco, no? Che era uno dei parchi più belli d'Italia, e il castello del Cataio, che era, ti ricordi, la villa dei divertimenti. Se non l'hai visto vai a vedertelo, è una cosa molto quella è veramente una visita guidata che ho fatto molto volentieri, perché la storia di quel castello, chiamiamolo, è veramente molto molto particolare. Vai a scoprirtela. Cataio, per
trovarti la puntina, si scrive C-A-T-A, J, la I lunga, O. No, guarda, alla fine cos'è? È questo il castello di Este? Aspetta che non mi ricordo. Sì, è questo dalla parte dietro, quindi guarda che alla fine ci siamo passati a fianco, hai visto? È bello grande, E ha anche un giardino stupendo. Oh, Yuri, perché non ci vai? No, è caldo, devo andare anche a trovare il mio CP, povero CP, che mi manca il CP, dai. Guarda che lo vedi anche dalla parte frontale. Beh, magari una piccola sosta ce la facciamo, dai, ecco. Come mi piace contraddirmi, sono una cosa unica, veramente. Guarda che si entra qua, attenzione, s'il vous plaît, parcheggio a pagamento, tariffa 0,50 all'ora. Prego signora, prego, bersgnapuna, bersgnapetao. Entriamo dentro al castello. No, meglio di no. Parcheggiamo qua, va. C'è un posto all'ombra, là un posto all'ombra, ara qua. Grande signora, grande, parcheggio io, porto io. Vuole passare o vuole stare là, signora? Vuole stare lì tutto il giorno? Ah, vuole passare di qua, cara del signore. Mare mammaiala, chi sei tu? Aspetta che apriamo. Opla! Beh, scusa, vai. Una cicca, che cazzo sei? In ogni caso, va via, vai in tal tuo. Che cazzo. No, vabbè, 50 centesimi all'ora di parcheggio ci sta, anche perché insomma va venduto, ma dove abitiamo oggi? Nel castello. No, opla! Fuori dal castello. Però insomma, dai. 30 centesimi di parcheggio alla fine, va bene? Abbiamo parcheggio fino a mezzogiorno, tanto noi facciamo solo una camminatina. Cavolo, come hanno turisticato tutto qua, porca miseria, guarda che siete terribili, porca puttana, a parte stare dentro un centro commerciale, qua picche dentro un castello, ma che roba, ma io non so, vabbè, ammatti. Ok, vedi, sapevano che ero bravo a cantare, stanno già allestendo il parco. Sì, c'è poco da puntinare qua, nel senso che c'è il castello, c'è il parcheggio grande davanti e dopo di là c'è tutto il paesino con le vietine e i negozi, quello sì è stupendo. E vabbè, la puntina la farò lo stesso, più che altro insomma per far vedere nella mappa dove siamo, insomma siamo comunque a est in provincia di Padova e questo è il parco del castello. Buon dai, così abbiamo visto anche questo famoso castello di Este. Adesso andiamo alla ricerca dei fitrini. Guarda, i nonni tipici del Padova, l'acqua e tirache rosse, queste robe, borsetta tra cuore e quella è la toppa locale.
scoperto che anche Est è la città dei VIP, ma in tal senso very important pitandon, perché dopo avete già streaming sì, 2,50 €, casa mia e 5 carte da mia.